e ben ritrovati ancora una volta. Quest'oggi parliamo di un prodotto veneto, ossia della zucca di pioggia. Come potete vedere è una zucca di una forma piuttosto grande rispetto al solito, il colore va dal marrone al verde, ha una buccia particolarmente rugosa e ruvida ed è anche piuttosto dura. La particolarità inoltre di questa zucca è che la sua polpa è dolce però particolarmente farinosa e quindi è soprattutto indicata nell'utilizzo per la cottura in forno oppure per fare gli gnocchi. Se volete potete comunque tranquillamente utilizzarla anche per fare vellutate o condimenti per risotto, certo che richiederà una quantità d'acqua maggiore durante la sua cottura. Questa zucca viene coltivata e venduta dai produttori locali, quindi di Chioggia e dei dintorni. Siccome ha una buccia piuttosto spessa, io la cucinerò questa sera, vi farò la ricetta della cottura in forno e siccome non è coltivata con pesticidi lascerò anche la buccia durante la cottura per un utilizzo più semplice del prodotto. Ho tagliato la zucca con un coltello piuttosto robusto, ora andrò a togliere i semi all'interno, la taglierò a spicchi e andrò a metterla in forno. Ora abbiamo tagliato la zucca, l'ho messa nella piastra del forno, la condiamo un attimo prima di metterla appunto in forno a cuocere, quindi un po' di sale a piacimento vostro, del pepe, sempre macinato al momento, un goccino di olio e anche, se vi piace, qualche avo di rosmarino o comunque qualche erba aromatica che più vi può piacere. Accendete il forno, lo mettiamo a 180 gradi per circa una mezz'ora, poi dipende un attimino da quanto grossa avete tagliato le fette e dal tipo di forno che avete. La nostra zucca che abbiamo cotto al forno è ora pronta. Io vi consiglio di assaggiarla perché è davvero buona e particolare. Vi aspetto alla prossima video ricetta e vi ringrazio di seguirmi. Guardate anche la mia pagina e un'app di Degusta e Scopri il Veneto. Grazie, ciao, a presto!